5 milioni di euro, un'evasione imponente che coinvolge 200 persone tra colf e badanti sul litorale veneziano, tutte operanti nell'ambito domestico. La Guardia di Finanza di Jesolo ha eseguito una lunga serie di verifiche fiscali incrociate nei confronti di collaboratori domestici colf e badanti, residenti tra Jesolo, Cavallino e Caorle. Un'attività che ha consentito di individuare una diffusa e consistente evasione delle imposte sui redditi da parte di persone prevalentemente straniere, soprattutto moldave, ucraine e romene, realizzata tramite la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e il conseguente omesso versamento del debito d'imposta. In poche parole, non avendo mai presentato la dichiarazione dei redditi, non hanno mai pagato le tasse. Si parla di guadagni annuali di oltre 8.000 euro. Sono stati passati al setaccio centinaia di nomi dalle liste dell'INPS a cui datori di lavoro hanno segnalato l'assunzione dei collaboratori. I controlli hanno segnalato di accertare mancate dichiarazioni per 5 milioni di euro, con una corrispondente imposta evasa di oltre 1,2 milioni. Molte delle persone coinvolte stanno però beneficiando dello sconto previsto dalle normative per i contribuenti intenzionati a saldare il loro debito con l'erario, che prevede la riduzione ad 1/6 delle sanzioni previste.